Perché guardate, i giovani hanno voglia di cambiare, hanno voglia di trovare nuovi percorsi, hanno voglia di affermazione, hanno voglia di certezze e credo che l'alta politica, quella vera, quella che si impegna sulle cose, non quella che chiacchiera, sia in perfetta consonanza con questi ideali, e ideali fatti di valori, fatti di obiettivi, fatti di certezze, fatti di una gran voglia di, come dire, migliorare questo nostro paese. Quindi c'è un connubio unico che può produrre tanti e tanti effetti positivi. La politica alla fine, guardate cosa significa, la politica non è grandi cose, è cercare di trovare l'equilibrio tra varie forze in gioco e questo lo si trova con gli ideali, con i valori, ma lo si trova soprattutto con quella che è, come dire, la normale, il buon senso, ecco sì, questo. Con il buon senso si riesce a fare le cose, si riesce a trovare l'equilibrio, si riesce a far sì trovare quelle vie per far avanzare questa nostra bellissima società. E guardate, molti pensano che la politica sia fatta da, che so, uno deve avere chissà quale esperienza. No, torno a ripetere, la politica è fatta di buon senso, di tanta voglia di fare, di tanta voglia di cambiare, di tanta voglia di dare esperienze e certezze alla nostra gente. E conoscere un po' il funzionamento delle istituzioni, il funzionamento dei luoghi dove queste istituzioni si svolgono, le problematiche, le tematiche, è una componente fondamentale per conoscere, per sapere e quindi anche poi per utilizzare il buon senso.